Continuando ad accostarli un attimo, troviamo un altro tema che li ha uniti su alcune canzoni, il tema della felicità, questa cosa per molti impercettibile, a volte invece la sentiamo e la percepiamo fortissimamente. Ecco, si sono espressi entrambi e per Battisti, un po' più pragmatico, magari un po' meno sognatore, forse. La felicità è un qualcosa che tu devi sapere cos'è per te, quindi lui, il suo consiglio è chiamala e risponderà chiamandola per nome, quindi devi sapere cos'è per te la felicità e quindi andarla a cercare. Per Lucio Dalla invece è diverso. Lucio Dalla ha dedicato una canzone alla felicità con un ritornello molto dolce che adesso faremo, parlandone come un qualcosa che ogni tanto ti sfiora, è un punto, è qualcuno che ti tocca, in quel momento sei felice, ti volti e già la felicità se n'è andata, perché è sul treno pronta per andare a toccare qualcun altro di noi. Ah, felicità, su quale treno della notte viaggerai? Lo so che passerai, ma come sempre in fretta e non ti fermi mai. E questa felicità hanno avuto modo di conoscerla due ragazzi, anch'essi ai bordi della società, sempre descritti da Lucio Dalla, perché lui veniva fuori da una famiglia abbastanza difficile ed era proprio lì sul bordo, stava per attraversare quel limite che lo avrebbe fatto entrare nel mondo del branco, della delinquenza, e quindi era lì che lottava, non era soddisfatto della vita. E così anche una lei, altrettanto in difficoltà, aveva perfino deciso di farla finita perché non trovava un motivo per vivere. Ebbene, questi due si incontrano per puro caso una sera in un bar discoteca di quart'ordine e scoppia l'amore. Si chiamavano Anna e Marco. Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo che ogni giorno perde qualcosa. Se chiude gli occhi lei lo sa, stella di periferia. Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. Marco grosse scarpe, poca carne, Marco cuore in allarme, con sua madre e una sorella, poca vita, sempre quella. Se chiude gli occhi lui lo sa, lupo di periferia. Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via. E la luna è una palla ed il cielo è un biliardo. Quante stelle nei flipper, sono più di 1 miliardo. Marco dentro a un bar non sa cosa farà. Poi c'è qualcuno che trova una moto e si può andare in città. Anna bello sguardo non perde un ballo e Marco che a ballare sembra un cavallo. In un locale che è uno schifo c'è una checca che li guarda e che fa il tifo. Ma dimmi tu dove sarà, dov'è la strada per le stelle. Mentre parlano si guardano e si scambiano la pelle e cominciano a volare. Con 3 salti sono fuori dal locale, con un'aria da commedia americana. Sta finendo anche questa settimana, ma l'America è lontana, dall'altra parte della luna. Se la guardi anche si ride,
vederla mette quasi paura. E la luna in silenzio ora si avvicina, con un mucchio di stelle cade per strada, luna che cammina, luna di città. Poi passa un cane che sente qualcosa, mi guarda, abbaia e se ne va. Anna avrebbe voluto morire e Marco voleva andarsene lontano. Qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano. Tenendosi per mano. Grazie. Chiudiamo allora questo secondo